Buonasera, sono Claudio Valente, candidato alle prossime elezioni regionali del 20-21 settembre con Fratelli d'Italia, che con un accordo elettorale sostiene alla presidenza Luca Zaia. Per la nostra città e per la nostra provincia, dico provincia perché io sono uomo della provincia, abito a Roverchiara e sono consapevole che per poter far crescere tutto il territorio occorre guardare a tutti i 98 comuni della provincia di Verona. Le problematiche sono moltissime, oltretutto aggravate oggi dal Covid, che ha smascherato una situazione economica veramente fragile. Perciò direi che oltre al problema evidentemente della salute e questo è un problema internazionale mondiale, e perciò di riuscire a far fronte, magari trovando anche una vaccinazione adeguata, questa epidemia, questa pandemia, certamente c'è un grosso problema dal punto di vista economico. E essendo io uomo che proviene da 20 anni di Camera di Commercio, da 13 anni da vicepresidente vicario della Fiera di Verona, oltre ad aver militato per 40 anni nell'associazione di categoria dei coltivatori diretti, vedo con grande timore una situazione che sta degenerando dal punto di vista economico, perché poi si trasferisce evidentemente agli equilibri sociali. Occorre che le risorse individuabili e messe a disposizione siano ben pilotate e indirizzate sì anche a sostegni, diciamo, di ordine, di aiuto a tutti i cittadini. È importantissimo, però bisogna guardare anche un po' più in là per poter far ripartire l'economia e sostenere soprattutto le aziende, perché altrimenti anche dal punto di vista sociale c'è una decadenza enorme. Prima di tutto un abbassamento generale delle tassazioni, accompagnato anche a una sburocratizzazione che, se deve essere molto ligia e molto forte a livello sanitario, evidentemente per contenere il morbo, poi dal punto di vista invece economico deve essere appunto un processo forte, quello della sburocratizzazione, che oggi impiglia tutto il sistema economico e crea povertà e certamente va a intaccare sulle nostre capacità di ricchezza collettive e anche dal punto di vista personale. Vedi, io sono quasi 40 anni che, tra assessorato nel mio piccolo comune, come dicevo prima, nelle associazioni Coldiretti, nella fiera, nella Camera di Commercio, ho maturato un'esperienza che oggi vedo sempre meno presente a livello istituzionale e anche a livello politico. Io ho la mia età, ho 65 anni, e questo per qualcuno potrebbe sembrare un limite, per altri per fortuna è una risorsa. 40 anni in mezzo alle problematiche economiche, che poi diventano anche soluzioni per problematiche sociali, mi rendono disponibile a portare tutta questa esperienza per Verona, per la sua provincia, in un contesto, quello della regione, che deve sempre più guardare alla realtà di Verona, perché non sempre ci sono interventi adeguati per le nostre province. Questo lo devo dire anche a livello agricolo e agroalimentare, dove sono state un po' smantellate tutte quante quelle che erano per esempio le risorse per quanto riguarda la sperimentazione e la ricerca in agricoltura, quando oggi ci vogliono veramente degli istituti all'altezza per poter riprendere la china, bersagliati come siamo sia dalle malattie fitofaghe, ma anche e soprattutto dalla fauna selvatica, che in tutte le nostre regioni della provincia, parlo dall'Alessini al Baldo con i lupi e i cinghiali, fino alla pianura con le nutrie, i colombi e quant'altro, rendono quasi impossibile fare una buona agricoltura.
Ma perché l'ho detto anche a Giorgia Meloni, quello che può portare intanto voti non scontati a un partito come Fratelli d'Italia, che è in forte crescita ma che può crescere molto di più. Io sono un moderato, sono un democratico di centrodestra, siccome oltre che dal punto di vista economico mi sento in grado di difendere proprio da destra e dal centro-destra anche le situazioni per quanto riguarda il sociale, la cultura, l'istruzione, il turismo, lo sport, molto spesso ritenuti appannaggio della sinistra. Noi di centro-destra penso che abbiamo la forza per proteggere queste grandi capacità della nostra provincia.